morale, davvero non è il caso di avere l'indice ficcato in fondo al naso. Bene, 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 come ha detto Giulio, è proprio così, insomma, non c'è niente da fare. Lui tutte le mattine si sveglia, ma sai, ne inventa una tutti i giorni, o le legge una tutti i giorni per poi riferirmela, perché poi però non metti in atto più niente, finita quella frase lì, per tutta la giornata si comporta da maschio terrificante, proprio di quelli che sai, la donna proprio non la vede, non è che la tratti male, perché adesso non esageriamo, non la vede proprio. Per lui è un soprammobile, un accessorio, un di più. Vabbè, insomma, pazienza. Intanto apriamo facendo gli auguri a tutte le donne, una cosa molto originale che sicuramente non avrà fatto ancora nessuno, però ci vuole, insomma, viva le donne, auguri a tutte e soprattutto anche quelle signore che ci ascoltano sempre e anche i nostri amici e le nostre amiche a questo punto, perché per esempio, come si chiama, la nostra amica Berit, la signora svedese, che salutiamo tutte le volte che facciamo la trasmissione, avrà oggi da me un augurio particolare. Allora, fatto questo, devo precisare che, come mi hanno detto in regia, la trasmissione è dedicata stamattina praticamente alle donne, per cui qualsiasi uomo si fosse introdotto nella nostra sala di registrazione qui, è assolutamente per concessione gentile ed educata delle signore che ci stanno, nel caso specifico io. Allora ti ospito lo stesso, però ogni tanto, adesso ti permetto di salutare, dai. Guarda, io mi faccio vedere a metà, lo vedi? No, vieni qui, vieni no, qui. non mi sposto. Allora ti sposti del tutto, mi rovini l'inquadratura. Perché con te vale il proverbio che quando viene le trop bon, elle passe des couillons, hai capito? E per non passare del genere, tienti la tua festa della donna, poi con tutte le donne che conosci. Tienti la tua festa della donna, mica l'ho fatta io, sai. Ma no, ma dai, andiamo, e tua figlia Federica, e Angelica, e Maria Vittoria, che sono le tue nipotine, e mia sorella, Maria, tu, sì, certo, anche tu Maria, devi fare. sì. Ma, e l'Erminia io sono scusa, e la Giancarla dove però io e sono la Filippa dove allora la pianti, ma ti ho detto che dirigo io. Allora, secondo me però, non so, Ilaria è ancora dall'altra parte, fammi un cenno se sbaglio o no. No, stai pure lì, non importa. Ma secondo te gli auguri per la festa della donna sono più graditi da donna a donna o quando un uomo te li fa? Quando un uomo te li fa. Sei d'accordo? Non è vero. Ma certo, ma cosa mi interessa sapere che me li fa una donna che, cioè, per l'amor di Dio, molto gentile, molto gradito lo stesso, però è più significativo perché l'uomo vuol dire che riconosce l'importanza fino a fondo della donna. Va bene, allora scusa, allora io faccio... in tutti i campi lavorativi, non parliamo poi della casa come madre, queste cose qui per l'amor del cielo, quelle sono scontate, vanno da sole, ma nel lavoro, nella cultura, ma quelli fanno parte della casa, capisci? Quindi non... Fanno da mangiare anche gli uomini, è bene. Sì, questo è vero. I più grandi chef sono uomini, altro che donne. Questo è vero, questo è vero. Anche se il premio mi pare principale quest'anno credo che l'abbia vinto una donna, comunque non fa tanto così per dirla lì. Vabbè, insomma, cosa sei venuto a fare? Sono venuto a fare un atto di solidarietà verso tutti quegli uomini che, avendo a fianco una donna, un'Erinni, una qualcosa di particolare, ma neanche oggi sai trovare altri aggettivi. A un certo punto sono costretti oggi a festeggiare la donna, e senza voglia, perché nessuno ha voglia di festeggiarvi, cari mie signore. Guarda che tu rischi grosso guarda che con queste affermazioni tu rischi grosso oggi, perché se una donna ti sente parlare così, e adesso poi chiederò l'intervento delle telefonate,
ti odierà per sempre, perché la donna il suo posticino che ha oggi se lo è straguadagnato, hai capito? Perché noi ve l'abbiamo Senti, concesso. spostati in qui, mi dai fastidio con un'inquadratura così, vieni in qua, Senti, dai. tu lo sai una cosa? No, vieni lo sai qua, una cosa? non mi Ecco, interessa. c'è un proverbio che si adatta benissimo Mm. all'uomo. Can che boia, minga le facci la morte. Se ti che caresse, te lascia il ricordo. Ecco. E allora Vabbè. cosa vuol dire? No, Il cane- traduci perché io non ho capito un il cane tubo. che non abbaia è facile a mordere, se tu gli fai le carezze ti lascia il ricordo. Allora io abbaio e vuol dire che in fondo c'è un po' Ma di sentimento. nei tuoi Capperi, volevo confronti. dire, ma come in fondo C'è però, c'è un qualche cosa che si muove, hai capito? Ho detto Anche- una parola anche- che non dovevo dire, sono anche in cose, ho fatto così, vabbè, non importa. Roberto, dalla portineria mi avvisano che è arrivato il marocchino che ha incontrato al semaforo che ha portato la mimosa. I 2 euro li ho anticipati io. Ah, va bene, sì. Tanto lei le aggredisce le memorie. Sì, da morire proprio. Vabbè, c'è una telefonata, dai, sentiamo, pronto? Pronto, cara Betty, tantissimi auguri sono veri. Oh, cara, hai visto, Approfitto per fare auguri anche a tutte le donne in svedese. Ecco, dai, sì, che bello. Hjärtligt grattis, fin dag på kvinnodagen. Puss och kram från Berit i Radio Padana. È un romanzo praticamente. E poi i nostri figli, parenti, sorelle, tutti quanti. Bene, mi fa molto piacere che tu abbia trovato il coraggio, perché io so che tu sei appunto, molto timida. una volta due all'altro. Ecco. Un grande abbraccio, Betty, grazie, e saluto. Anche Grazie. Cesare saluto le donne. Molto, vedi che E a persone te educate. anche. Un Va bacio. bene, grazie, Ciao. grazie, un bel bacione. A proposito di donne, vorrei ripetere qui quell'aneddoto che ho raccontato domenica sera alla commemorazione di Piero Mazzarella, alla quale commemorazione era presente anche il nostro Maroni, il nostro Roberto Maroni, che erano in prima fila, sì. No? E io alla fine di tutta questa festa sono salito per dire 2 parole, dire che stavo scrivendo questo libro con Mazzarella, e ho ricordato l'aneddoto che lui ricorda sempre e che si adatta a questa festa delle donne. Siamo nella chiesa di Lusert, che non è quella chiesetta prima in via Lorenteggio, è una chiesa sperduta un po' lontano, senza pareti, soltanto con un fondale, frequentata soltanto dalle lucertole nelle giornate di sole, e sul fondo c'è l'immagine di questo santo, un santo straordinario che fa le grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini, e c'è un marito geloso in fondo. Mi vai a raccontare o no? Mi vai fuori, ma che te sbatti per me? E c'è un marito geloso in questa chiesa che entra, si mette lì e comincia a pregare questo santo e gli dice: ti prego, per favore, fai che mia moglie mi sia sempre fedele, fa che mia moglie mi sia sempre fedele, fa che mia moglie Alla terza volta il santo gli risponde: sì, lo farò, però non garantisco, Una telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Auguri, Grazie infinite. Appunto, ripeto, questa mattina ho sentito per radio, ma solo che ero fuori, insomma, per ultimo ho sentito che ci sarebbe un viaggio a Montserrat. Montserrat è della Barcellona, voglio dire. Sì. E io ho 2 mie nipoti carissime, che vivono là. Potrei usufruire di questa occasione per poterle incontrare. Senta signora, mi scusi, la interrompo subito, perché di questo viaggio e di questa organizzazione se ne occupa il professor Rognoni, per cui mi dicevano dalla regia, se lei, finita alle 10:30 la nostra trasmissione, c'è subito quella del professore. Se quindi lei richiama a quell'ora lì, può mettersi in contatto direttamente con il professore, che le darà tutte le delucidazioni del caso. Perché io conosco abbastanza, le gite le ho fatte a Barcellona, certo. a Tibidabo, il Monte, sì. vorrei proprio
poter, ecco, come dire, sì. Allora spiegherà tutto al professore, va bene? a fare questa... Pronto, la saluto. Allora, prima della canzone, no, la canzone prima sta della andando. canzone voglio fare soltanto un proverbio che dice: donna bella le insidiada, donna bruta le scansada, ma per fare una pastrugnada, ma è la bruta de sedada che la bella indurmentata. Vabbè, te lo passo, va. Che bello, ma tu? Auguri anche a tutte le ascoltatrici. Certo. E anche all'Angelica, bisogna fare. Una sì. mini donnina. È una mini donnina, insomma. Ecco. Senti, i bimbi sono a casa, no? Dove siete? Tutti fuori? Allora, siamo separati adesso. Io sono a fare i compiti del sabato, la spesa. Loro sono a casa. Certo. Ho capito. Quindi chiamate Massimiliano. Va bene. Ok. D'accordo. Auguri a tutti. Ciao, buon proseguimento. Anche a te, ciao. Pronto? Ciao nonna. Ciao amore mio, tanti auguri. Lo sai che oggi è la festa delle femminucce, delle donne? Allora, Ma lui è Andrea. No, non è Andrea. Allora ti faccio tanti auguri, amore. È vero che sei Andrea? No. Il nonno non sa neanche riconoscere. Ecco, non sa neanche riconoscere il nonno. Non la è voce vero, sto prendendo senti amore, allora, ma è la festa della donna, ma è anche carnevale, è vero? Sì. E allora, sei quasi pronta per sfilare oggi? Ma io sono ancora in pigiama. Ho capito. Va bene, ma poi ti preparerai, no? Per andare in centro a fare... Sai che viene un amico di Andrea che si chiama Alessandro e il suo fratello si chiama Lorenzo. Allora vengono anche loro in giro con noi. Sì.
Oh, che bello. Tu amiche no? Non ne hai amiche che vengono in giro con te, no? No. No, e beh, ma viene la nonna, dai, ti tengo compagnia un po' io, va bene. Tanto la Befana ce l'hai, non mi devo neanche truccare. Va bene, amore. No, vero Angelica, da cosa ti vesti? Da? Principessa. Vedi, da principessa. Ecco, va bene, amore, ci vediamo più tardi. Un bel bacio da tutti noi e auguri. Auguri. Ciao Topolina. Ciao. Ciao amore amore. mio, salutami Andrea. Dovrebbe dirmi qualcosa. O di tirarsi in medaglia perché sennò... Tieni. Gli disse tirarsi in medaglia anche Cagnini. Bello questo pezzo, molto bello, mi piace. Bisognerebbe vederlo per far ridere. Va bene, ma se uno si loro. collegasse, chi avesse il computer, volesse collegarsi con i gufi a colori, trova tutto Senti, il ho repertorio. trovato un proverbio che è giusto per le donne. La donna bella è come un bonbon, la che fa gola tu ci muscon, che gira de torna tu ci rundon, e tu ce ne vorrai se un bucon. È carino, no? Molto carino. È carino. Ecco, te lo dedico. Con gioia, te lo dedico con gioia. Senti, invece, cos'è che volevo chiedere? A proposito del carnevale, perché abbiamo parlato moltissimo della donna, ma poco del carnevale. Cosa c'è? Tu che sei più informato di noi, la solita sfilata in Piazza del Duomo, vero? Sai, noi abbiamo fatto Meneghina Cieca per 14 anni e quindi un pochino ne sappiamo, ecco. Attenzione a non farvi schiumare, quindi vestitevi non brillantemente. Sì, guarda, tranquillo, non c'è di problemi in quel senso, no? Ma poi sai, arriveremo, perché poi mi pare che sia alle 2:30, non so, inizio alle 2:30. E quindi... Meglio parcheggiare a Cadorna. No, sì, ma andiamo a piedi noi da casa di mia figlia. Altro proverbio che stai facendo cadere la trasmissione. La donna troppo innamorata le minga de sposare, se de no secondana la libertà vigilata. Tu tutte cretinate sulle donne perché non sai pronto? Pronto carissimi, vi do un Buongiorno, abbraccio. Io sono Amelia da Merignano, vi sento sempre, ho dei bei ricordi. Io sono nonna, mamma e nonna come voi, 5 nipotini. Urca, ci Volevo batte dire, per 2. sì, guardi, una soddisfazione come sapete anche voi. Sì. Comunque io voglio fare innanzitutto gli auguri a tutte le mamme e alle nonne, logicamente. Certo. Però voglio spezzare, non avete mia male donne, perché sono donna, che adesso voglio spezzare una lancia a favore degli uomini. Sì. No, perché adesso va bene, è giusto la parità, ma adesso per esempio queste donne giustamente ci stiamo dando da fare. Io quando vedo, velocemente lo dico, quando due persone anziane manca il marito alla moglie, se manca la moglie certo è un dispiacere, ma per l'uomo solo non ha la capacità della donna sola di essere, è più debole l'uomo, quindi facciamo gli auguri anche agli uomini e buona padagna. Ma certo, buona signora. padagna. Grazie, scusatemi. Grazie, auguroni. No, perché ma sai cosa ti dico? Mi aggrego anch'io, perché io
cioè l'uomo va rispettato assolutamente. No, ti faccio le corna, perché l'uomo certo. va rispettato assolutamente. Purtroppo è l'uomo che spesso e volentieri sottovaluta un po' la donna e questo mi dispiace. Senti, avrei un proverbio Non mi corretto. interessano, basta, mi hai stufato, volevo parlare del carnevale. Ma lo so, ma i tuoi proverbi sono il pepe della trasmissione. Ma chi se ne frega? È il vantaggio di Gidon che gana il Cubas e che fa prima di altera a Zetas. Tu invece di interrompermi me le lasci dire tranquillamente. No, basta, perché adesso, ma io ti ho detto che voglio parlare del carnevale. Siccome oggi la trasmissione la conduco io, voglio parlare del carnevale. Allora, ma sì, continua a parlare. Giulio mi ha... Fa la Isabetta. Stai zitto. Quando i donne taccano fa Isabetta, fanno discorsi che fanno da gioia calzette. Giulio, togli il microfono, Se va avanti così non lo voglio sopportare. Stavo dicendo che il carnevale mi dispiace perché negli ultimi anni devo dire che ha acquistato molto di più Halloween rispetto al carnevale, perché c'è un coinvolgimento maggiore, specialmente fra gli adulti, eccetera. Invece il carnevale di Milano, che è quello che si protrae di una settimana, eccetera, eccetera, però si riduce proprio al sabato pomeriggio, un pochino in Piazza del Duomo, dove dico, ma se no è morto. Una volta io mi ricordo i miei genitori ci portavano alle feste nei vari alberghi, al convento. Cosa ne sai se ci sono adesso? Eccetera. Ma no, non le fanno più. Ma non lo so, io vedo in giro veramente molto meno coinvolgimento per le strade. Mi ricordo che una volta c'erano tutti, ma questo non quando ero ragazza. Tu pensi io. che il pubblico che ti sta ascoltando adesso sia interessato a questo tipo di discorso? Certo, e come anche? Perché io vorrei sapere come mai c'è questo un po' di stallo, diciamo, nel carnevale. Ecco, non è più sentito come una volta. Una volta veramente c'erano compagnie di ragazzi che uscivano alla sera del sabato, eccetera, e si organizzavano. Cominciano a fare la vita di galera. Ma vedi che dice, tu segui bene quello che dice, uomini e donne, quindi anche le donne. Sì, certo. Quindi soprattutto le donne fanno una vita di galera. Ma sai che cosa manca a voi? Sai cosa manca a voi? La fantasia. No, c'è una telefonata, stai zitto. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno e auguri per oggi. Grazie, molto gentile, grazie. Sono Renato che chiamo dalla provincia di Brescia. Grazie Renato. Ho sentito il commento sul carnevale divertimenti. Proprio ieri parlavo con un signore, insomma presso poco come la mia età, non più giovanile, però giovanile dentro, diciamo così. Che c'è proprio un cambiamento nella mentalità dei giovani. Con questa globalizzazione si sta dimenticando le tradizioni nostre. È vero. Certi divertimenti che noi da giovani facevamo con delle stupidate, perdevamo anche delle mezze giornate a divertirci, adesso sono in mente solo il calcio e basta. Valere, discoteche, birrerie, proprio birrerie, poi non parliamo. Lascia perdere le droghe varie, comunque queste sono sempre state. Ma comunque proprio nei giovani, proprio lui mi diceva, tra me, mia figlia e mio nipote c'è un abisso che il canyon è piccolo. È vero, una sono valletta, veramente proprio me ne accorgo anche parlando con mio nipote, proprio non sanno divertirsi, no, e questo qua è il problema. Sono anche d'accordissimo con lei. Tutte le nostre tradizioni stanno morendo. E le dico la verità, questo mi dispiace veramente, perché in fin dei conti noi, vabbè, i problemi ci saranno stati molto meno, adesso non parlo della politica, di queste cose qua, ma problemi anche, non so, appunto come diceva lei, alcol, droga, eccetera, in fin dei conti ci sono quasi sempre stati, eccetera. Però io non lo so, c'era sempre un angolino in cui il ragazzo, lo spirito del giovane veniva fuori e creavano qualcosa, e si è sempre creato qualcosa di bello, di divertente. Adesso proprio c'è un piatto
costume e tutto si è fermato a quelle cose che ha detto lei, birrerie. È vero, perché dicevo anche che noi con poco, perché non c'era da dire, bisognava avere dei grossi fondi per giocare. Forse era quello. Stupidate, ci si divertiva un mondo. E poi noi abbiamo la fortuna di avere delle belle colline qua vicino. Certo. La domenica si trovava all'oratorio, parlo quando eravamo ragazzi, si lasciava giù le biciclette, si facevano le belle scampagnate, si prendeva su la roba al sacco, si partiva alla mattina, si tornava alla sera. Certo. Invece adesso neanche il lunedì di Pasqua festeggiano, che è una tradizione. È vero che la Pasquetta è sempre stata una cosa meravigliosa, all'aperto, picnic, eccetera, ma guardi, mi dispiace purtroppo, speriamo che grazie ancora e speriamo che questi giovani abbiano un futuro migliore e si riprendano un po', perché in fin dei conti forse il segreto era proprio quello, che avevamo meno di quello che c'è oggi e quindi dovevamo creare, c'era la fantasia che ci teneva, ci sosteneva. Va bene, ma dai, adesso però non sostenere la fantasia, c'è anche adesso, ma vai in centro, ci sono delle cose meravigliose, bisogna sapersi adeguare. Ma cosa vuole? Ma certo che bisogna sapere. Il destino dell'uomo è sempre stesso, guarda, il destino d'uomo don le strambe, a volte si decide in mese in anno. Perché a Carnevale succedono queste cose qua. Carnevale, semeli liceti di salire, semeli in anno, liceti di salire, applicato per l'ultimo dell'anno, invece adesso c'è per il Carnevale. Va bene, ti ricordo che ti farà ridere senz'altro. Guarda i Tusan, all'età che le sempre mol, a se conclude una got e il bene storta gol. Ma signore, ma guardate, perdonatelo, là. Niente, io voglio lasciare tutti salutando le donne, rinnovando gli auguri a tutte e anche a tutti i bambini e a tutti coloro che fortunati nel loro spirito hanno deciso di divertirsi per il Carnevale.